Raggiunti gli accordi sulla riorganizzazione sul VAP in Veneto Banca, Giuseppe Algeri, salvaguardata l'occupazione e limitati i trasferimenti. Trovato l'accordo tra organizzazioni sindacali e Gruppo Veneto Banca in merito alla riorganizzazione che coinvolgerà le direzioni generali di Veneto Banca, Carifac e Banca Puglia. L'azienda si è impegnata a privilegiare il mantenimento degli attuali ambiti di collocazione territoriale attraverso la multipolarità che scongiurerà eventuali altri esuberi. Trovate inoltre l'intesa sul VAP che permetterà ai lavoratori di ottenere un premio aziendale. Sentiamo il commento di Giuseppe Algeri, coordinatore Fabi Veneto Banca, nell'intervista di Simona Sacconi. Cosa si intende per salvaguardia della multipolarità? Salvaguardia della multipolarità si intende il mantenimento dell'attuale collocazione territoriale delle attività di direzione generale. Per un aumento dell'efficienza verranno spostate alcune lavorazioni, ma la maggioranza dei lavoratori interessati da questa riorganizzazione continuerà a lavorare presso gli attuali poli produttivi di Montebelluna, Verbagna, Fabriano, Bari, San Severo e Matera. Avete trovato l'intesa sul VAP, cosa prevede? Il 23 aprile scorso in Veneto Banca abbiamo trovato una prima intesa di massima, in base alla quale il primo aziendale lordo non potrà essere inferiore al 75% rispetto a quanto corrisposto lo scorso anno. Dobbiamo ancora definire gli importi tabellari e le modalità di erogazione, che terranno naturalmente conto di tutte le agevolazioni recentemente introdotte dalle nuove normative fiscali. Lo faremo già a partire dalla prossima settimana. Siamo certi che i colleghi apprezzeranno il lavoro che abbiamo fatto.